lo scontro tra Venezia e Roma sulle grandi navi. Toninelli ribadisce nessuna soluzione Marghera. Zaia e Brugnaro replicano, c'è dal 2017. Cosa ha fatto finora? L'assessore De Berti dice nell'unica riunione convocata era nel panico. 6 intanto gli indagati dalla Procura di Venezia, tra i quali i piloti della MSC e chi guidava i rimorchiatori. Reato contestato e pericolo di naufragio. Una nave enorme punta su San Marco e lascia macerie e fiamme. Il cartoon shock pubblicato sul blog di Adriano Celentano, che torna ad attaccare sul tema dei colossi a Venezia. Dopo l'inaugurazione la Pedemontana è ufficialmente aperta al traffico. L'abbiamo percorsa arrivando dalla Valdastico per farvi vedere i primi chilometri di questa nuova e importantissima arteria. Dall'autopsia alla svolta della tragedia di Cisona, Alessandro Sartora è morto per un infarto, nessuna lesione traumatica rilevante, non è stato un omicidio. I dati regionali sulla sicurezza in occasione della festa dei 205 anni dell'Arma a Padova: calano gli episodi di microcriminalità, preoccupano di più le infiltrazioni mafiose. Al via a Padova il casting del nuovo film di Luca Guadagnino, che verrà girato anche nell'ex base dei Bagnoli di Sopra, tantissimi giovani per un posto nella pellicola. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano anche questa sera l'incidente di domenica a Venezia con la nave da crociera finita contro un'imbarcazione turistica, ed è sempre più forte lo scontro tra Venezia e Roma sulle grandi navi. Toninelli ha ribadito che non c'è nessuna soluzione Marghera alle repliche da Zaia e Brugnaro e anche dall'assessore De Berti. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. Sul tema grandi navi, il solco che si è aperto tra Roma e Venezia appare sempre più profondo. Se il disastro sfiorato domenica sul canale della Giudecca ha messo il tema in cima all'agenda politica, sul come intervenire le differenze tra il Ministero dei Trasporti, che mette sul tavolo 3 progetti riguardanti Malamocco, il Lido e Chioggia, e il Comune di Venezia e la Regione, favorevoli viceversa all'ampliamento del canale Vittorio Emanuele con approdo a Marghera, appaiono al momento inconciliabili. A Roma Toninelli ha tenuto un incontro a cui ha partecipato anche il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino. Toninelli ha ribadito la sua posizione. È appena terminata un'importante riunione al MIT sul dossier grandi navi. 2 sono le notizie. La prima è che non esiste e non è mai esistito un progetto Marghera. Significa che il sottoscritto e il mio ministero non ha mai bloccato nulla, che ne abbia detto qualcheduno da ieri ad oggi. La seconda notizia è che continuiamo a lavorare per una soluzione finalmente definitiva che porti fuori le grandi navi da Venezia. Durissima la reazione dell'assessore alle infrastrutture della Regione Veneto Elisa De Berti, che ha descritto come imbarazzante l'unica riunione tecnica avvenuta al Ministero dei Trasporti il 19 febbraio. Il ministro Toninelli, racconta l'assessore, è arrivato con un'ora di ritardo, chiedendoci se avevamo già finito. Alla nostra risposta, che stavamo aspettando lui per iniziare la riunione, prosegue l'assessore De Berti, è entrato nel panico. Non si è nemmeno seduto davanti a noi per attendere invece i tecnici, facendo intuire che da solo non sapeva da che parte iniziare. A quella riunione era presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che così commenta le ultime uscite del ministro. In questi mesi non ho polemizzato a Chioggia, in realtà ha detto anche a Malamocco, al Lido, tutte cose che sono anni che diciamo non si possono fare, per una serie di motivazioni che adesso va. E allora ha detto, aspettiamo, no, intanto lasciamo andare, ma almeno facciamo soluzioni immediate e le spostiamo intanto, no? Tanto che questo genio fa i progetti che capirà un domani se sarà ancora lui ministro che non si realizzano, però almeno risolviamo il problema urgente. Si è scoraggiati quando si trova un ministro così. Noi a casa nostra continuiamo a fare quello che possiamo, però questi sono temi nazionali dove Mose può essere tutto dentro del mondo. Dov'è il Moro? Rimane a Toninelli, è lui sempre. E ieri sera nel corso di ring il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato ad attaccare Toninelli. Il progetto Marghera c'è, dice, ed è pronto dal 2017. Lui ha fatto una riunione il 19 febbraio 2019, cioè 19 febbraio 2019 vuol dire Toninelli è diventato ministro il 2 giugno del 2018, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. C'è una riunione forte che abbiamo fatto. A novembre 2017 il ministro non era Toninelli ma era Del Rio. Sì. È stato deciso in comitatone, perché la sede ufficiale è comitatone, non le riunioni fatte per fare discussioni inutili.
però comunque ripeto, a me non risulta che abbia fatto tutte queste riunioni e sfido il Ministro a dirmi quali riunioni ha fatto e a quali non ho partecipato sulle grandi navi, ed è stato deciso a unanimità nel comitatone, che è l'organo stabilito per legge, che la soluzione è usare il canale di petrolio, il canale Vittorio Emanuele, e portare le grandi navi a Marghera. Lì abbiamo una banchina di 2 chilometri. Sa cosa ha detto Toninelli in diretta con Antena 3? Una sua frase tipo, tra l'altro: non mi fa entusiasmo l'idea di, come turista, passare con la nave a crociera lì a fianco alle petroliere. Okay. Per quel... È passato un anno. Bene, si deve dimettere secondo... No, guardi, io non mi occupo delle dimissioni o delle permanenze dei ministri, ho altro da fare, ma il ministro non può venire a fare commenti su una situazione che era stata decisa dal suo predecessore assieme al Comune e Regione. Venezia non è un porto dove arriva qualcuno e si fa un giro col panino in mano per vedere Venezia. Venezia non è un porto. Cioè vuol dire che a Venezia iniziano e finiscono le crociere, è come Miami. Miami, chi vuol fare la crociera nei Caraibi parte e arriva a Miami. Quindi vuol dire che tutti i turisti americani, che vediamo, avete visto, neozelandesi eccetera, molto probabilmente quella nave stava scaricando i turisti, ne caricava di altri, prendono l'aereo a Venezia, arrivano in aeroporto a Venezia e si imbarcano. Persa Venezia, le compagnie di crociera eleggeranno come un porto il Peloponneso, Istanbul, non andranno in giro per l'Adriatico. E dopo l'incidente di domenica al Ministero si stanno valutando le ipotesi sul piatto per avere un'alternativa valida sul passaggio delle grandi navi. Chioggia sembrerebbe, anche col parere favorevole del sindaco, una buona soluzione. Titubante invece il presidente Zaia. Tra le varie ipotesi in campo per il passaggio delle grandi navi, quella su cui il ministro Toninelli sembra spingere di più riguarda Chioggia, in particolare Porto di Valdario. Soluzione caldeggiata anche dal sindaco Ferro, che probabilmente così risolverebbe anche la spinosa questione del bombolone GPL. Se qualora fosse individuata Chioggia come sito da parte del ministro, noi saremmo disposti a fare la nostra parte. Riteniamo che già c'è un sito dove c'è la crocieristica, che è i Saloni. Nel progetto però che è sul tavolo del ministro si parlava della località Valdario, e quindi è tutt'altra concezione, quindi si può prendere in considerazione se questo può fare la parte di scravare Venezia. Noi saremmo disponibili. Ma se il sindaco pentastellato si dice disponibile in accordo col ministro Toninelli sulla possibilità di far passare le navi a Chioggia, di diversa opinione il governatore Zaia, secondo cui, vista la specificità anche di questo comune, si risolverebbe ben poco. Ma guardi, vogliono farlo a Chioggia, intanto è passato un anno. 2, cioè a farlo a Chioggia è come chiedere alla sovrintendenza a Roma di aprire dei balconi nuovi sul Colosseo. Cioè Chioggia è una piccola Venezia tutelata. Se tu hai una decisione che direi entro giugno, vuol dire che ce l'hai già tutta fatta, no? Già tutta in testa, devi solo preparare un po' di carte per presentarla. Nel frattempo ci sono i primi indagati dalla Procura di Venezia per l'incidente di domenica al canale della Giudecca, e intanto il deputato veneziano Nicola Pellicani ha presentato un'interrogazione urgente al ministro Toninelli. Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio, articolo 1123 del Codice di Navigazione, è l'ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura di Venezia dopo l'incidente navale di domenica a San Basilio. Sul registro degli indagati sono finiti il pilota, il comandante della MSC Opera e altri 4 operatori tra porto e rimorchiatori. Un atto di garanzia per lo svolgimento delle consulenze. Attraccata la nave a Sant'Elena per i lavori di ripristino dello scafo, sotto sequestro rimangono tutti i punti di movimento e la scatola nera che potrebbe fornire risposte su quanto accaduto. Altre risposte sono quelle che si attende il deputato veneziano Nicola Pellicani, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro Toninelli. Che il ministro deve venire in aula, deve spiegare al Parlamento cosa intende fare. Cioè da quando è ministro, cioè da un anno,
non ha detto nulla su questo tema, se non ha lanciato la palla sempre avanti facendo annunci e rinvii, l'ennesimo rinvio l'altro giorno dicendo entro giugno una soluzione, ma quale soluzione? La soluzione, condivisa da Comune, Regione e Porto, è datata a novembre 2017, data dell'ultima riunione del Comitatone, adeguamento del canale Vittorio Emanuele e approdo a Marghera. Al governo, sottolinea Pellicani, c'era il centro-sinistra e da allora sul Comitatone è calato l'oblio. È il fatto che non convochi il Comitatone per paura appunto di non avere risposte da dare alla città è gravissimo. Infatti i fondi alla legge speciale, che sono sempre ripartiti dal Comitatone, che è il luogo collegiale dove vengono discussi i problemi principali della città e ripartite le risorse. Bene, per non riunirlo per la prima volta questo governo ripartisce i fondi per decreto, cioè Toninelli, il signor Toninelli pensa di poter governare Venezia per decreto e i risultati si vedono. L'ipotesi Chioggia lanciata dal ministro Toninelli è secondo Pellicani impraticabile. Sapete cosa significa fare un termine alla Chioggia, far arrivare le grandi navi a Chioggia? Significa scavare 10 milioni di metri cubi di fanghi, vuol dire una montagna come il Montello più o meno, portarla chissà dove, fare banchine e infrastrutture, cioè vuol dire non farlo mai. E poi siamo in laguna anche lì, non è che vale solo la laguna di Venezia, c'è anche la laguna a Chioggia, no? E l'incidente della Giudecca è diventato un caso mediatico internazionale. Sul tema grandi navi torna a parlare Adriano Celentano con un video shock. Il colosso arriva e non c'è più nulla da fare. Nello scenario da incubo di una Venezia plumbea, la nave sventra San Marco, distrugge la facciata di Palazzo Ducale e lascia macerie e fiamme. Firmato Adriano Celentano, e il titolo non lascia spazio a dubbi, un motivo per cui i governi dovrebbero cadere. Sul suo blog 53 secondi inediti e profetici del cartoon Adrian, in cui una gigantesca nave da crociera attraversa la Giudecca fino all'irreparabile, un video che arriva a 48 ore dall'incidente di domenica e ribadisce la posizione del molleggiato sulla questione grandi navi. Quella natura che voi avete piegato di distrutto. Mi auguro che dopo questo grave incidente chi deve decidere decida in fretta e con il coraggio dell'onestà, scrive sul blog Celentano, che nel suo cartoon aveva già immaginato i rischi estremi delle grandi navi a Venezia. Una battaglia che per Celentano non è nuova. 6 anni fa un piccolo passaggio di una sua canzone aveva suscitato polemiche. Fino a quando il comune di Venezia non fermerà quei mostri. L'epoca era il 2013, il mondo politico e istituzionale reagì in coro. Celentano continua a fare il cantante e lasci le cose serie a noi. Oggi la risposta è decisamente diversa. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata all'incidente al canale della Giudecca di domenica per parlare di Pedemontana, perché dopo l'inaugurazione di ieri la strada è ufficialmente aperta al traffico. L'abbiamo percorso arrivando dalla Val d'Astico per farvi vedere i primi chilometri di questa nuova ed importantissima arteria. La festa è finita, ora si fa sul serio. Una volta smantellate le strutture che sono servite per la cerimonia di apertura della strada pedemontana, casello e asfalto sono a disposizione totale di auto e camion e il traffico, che come i gas tende a occupare naturalmente gli spazi vuoti, dimostra di gradire la nuova proposta. Siamo andati a dare un'occhiata alla viabilità del futuro e abbiamo imboccato la A31 Val d'Astico per vedere l'effetto che fa uscire dal nuovo casello posizionato fra gli svincoli già esistenti di Due Ville e Tiene. Tanto per cambiare, l'uscita di Due Ville è congestionata già alle 8 del mattino, con tutte le conseguenze del caso per le medie di percorrenza. Oggi è il primo giorno della nuova pedemontana veneta, siamo venuti a vedere al casello com'è la situazione ed effettivamente le macchine ci sono, le macchine passano e anche i camion. Adesso andiamo verso Bassano per vedere là com'è la situazione. Bene, da qui in avanti è tutto nuovo, scintillante e molto comodo, senza traffico e con medie di percorrenza davvero notevoli. Gli svincoli sono ancora in via di sistemazione e per la direzione ovest verso Vicenza ci sarà da aspettare ancora qualche tempo, ma la segnaletica è chiara e ci conduce rapidamente verso Bassano del Grappa. Ed eccoci qui, alla fine del percorso appena inaugurato, neanche il tempo di uscire dalla strettoia che rappresenta il collegamento con l'assetto viario e già ci troviamo catapultati nella vecchia solita carovana di auto e camion ai 30 all'ora.
Alla fine, cronometro alla mano, abbiamo risparmiato una decina di minuti, evitandoci l'inferno della viabilità minore fra due ville, Sandrigo e Breganze, dove le colonne e i disagi sono all'ordine del giorno. E ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia ha rivelato come il tratto fosse pronto per l'apertura ben prima delle elezioni, ma si è deciso di slittare per evitare polemiche elettorali e indica anche la data del nuovo tratto da aprire. Potevamo inaugurarla prima della campagna elettorale, durante la campagna, per mia scelta, lo dico, ho deciso io di non farlo, per evitare polemiche, perché la Pedemontana ha bisogno anche di serenità. E io non ho bisogno... Cioè poteva farlo prima del 26 maggio? Sì, assolutamente sì, potevo farlo prima dell'inizio della campagna, durante la campagna. L'ha evitato, che sarebbe stato un segnale, anche oggi lo è stato, no? Un po' contro il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro... No, io ho evitato perché qualcuno non dicesse che facciamo l'inaugurazione per cercare voti. I voti ne abbiamo presi lo stesso tantissimi, ringrazio i Veneti per la fiducia, perché il Veneto è stata la prima regione d'Italia, e l'abbiamo fatto senza inaugurare la Pedemontana. Magari qualcuno avrebbe detto che colpa è il merito delle inaugurazioni fatte durante la campagna. E quindi il prossimo tratto quando? Guardi, il prossimo tratto, entro fine anno, un altro bel tratto funzionale, sì. Dopodiché andremo molto... Possiamo dire quale, sì, no? Beh, quello successivo. Sì, saranno anche lì una decina di chilometri, e dopo si va a correre fino a dicembre 2020 a prenderla tutta, nel senso che apriremo pezzi. Consideri che abbiamo 36 comuni e 14 caselli, quindi vuol dire che noi abbiamo 13 lotti funzionali. È il momento di fermarci adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Libero. Cronaca ad aprire questa seconda parte del nostro telegiornale, a partire dalla tragedia di Cison, perché c'è una svolta importante. Alessandro Sartora, l'operaio di 45 anni, è morto per un infarto, nessuna lesione traumatica rilevante, quanto emerso dall'esame autoptico eseguito questa mattina dal dottor Alberto Furlanetto. Un infarto, una morte naturale. Il colpo di scena è arrivato poco dopo le 13. A dare le prime notizie l'anatomopatologo Alberto Furlanetto al termine dell'autopsia sul corpo di Alessandro Sartor, il caporeparto di 45 anni, morto durante una rissa fuori dalla locanda al Bachero. La causa della morte non è attribuibile a lesioni traumatiche. La svolta su un caso che ha profondamente colpito due comunità, quella di Cison di Valmarino, comune della vittima, e Farra di Soligo, dove abitano i fratelli Stella, accusati di omicidio preterintenzionale e ieri scarcerati dopo 2 giorni in cella a Treviso. Dopo il primo esito dell'esame autoptico si è mossa subito la procura. La procura si è già determinata sulla base di questo esito comunicato ufficialmente per richiedere al giudice la revoca delle misure cautelari applicate. L'ultima parola sulla revoca delle misure spetta al pubblico ministero. Intanto continueranno le indagini anche per vagliare le testimonianze rese quella notte e saranno visionate soprattutto le immagini delle telecamere. Noi adesso dovremo completare l'attività di indagine e vedere se le testimonianze che sono state rese trovano riscontro oggettivo, per esempio nei filmati. È materiale che dovrà essere ancora valutato e attentamente valutato. Poi si vedrà, può darsi che anche nella concitazione non siano stati percepiti e ben descritti i comportamenti, ma per adesso, voglio dire, è prematuro, questo dovremo verificarlo. Una rissa nata probabilmente per futili motivi ed una morte che ormai è certo sia dovuta ad un problema cardiaco. Per ora sappiamo che la morte è dovuta a cause naturali e che non ci sono lesioni traumatiche, che un eventuale, come dire, colpo avrebbe dovuto lasciare sul corpo. Però. I due fratelli, bersaglio di minacce e di insulti sui social, hanno sempre dichiarato che il 45enne sarebbe caduto a terra all'improvviso da solo. Il risultato di oggi è un punto a loro favore, anche se rimangono indagati. Il procedimento è pendente, resta aperto, dovremo aspettare il deposito della consulenza. Questo è un anticipo finalizzato anche al seppellimento del corpo. E poi vediamo come evolve l'attività di indagine. Si attendono ora i risultati di ulteriori esami effettuati sul corpo della vittima. I vertici dei Carabinieri del Comando Interregionale, in occasione dei 205 anni della fondazione dell'Arma, hanno presentato oggi a Padova i numeri sulla sicurezza sia a livello regionale che provinciale.
Cala la microcriminalità, ma Padova e il Veneto devono fare i conti con il fenomeno sempre più diffuso delle infiltrazioni mafiose che minacciano il tessuto economico del nostro territorio. Lo raccontano le numerose operazioni portate a termine dai carabinieri che hanno sgominato bande radicate nelle nostre province legate ad organizzazioni criminali. Lo scorso marzo venne decapitata la base padovana della cosca 'ndranghetista del Grande Aracri, originaria del Crotonese. Che dobbiamo salvaguardare il tessuto economico e sociale del Veneto, che è uno dei motori principali dell'economia italiana, ma per poter assicurare lo sviluppo e la tranquillità e la sicurezza delle persone bisogna anche assicurare la sicurezza economica e la difesa delle imprese piccole, medie, grandi, dei commercianti, di tutte le attività economiche è fondamentale per questo concetto di sicurezza. L'attenzione dei carabinieri però è concentrata anche sugli anziani, sulle violenze domestiche, sui reati predatori che comunque sono in calo del 15-20% in tutta la regione. L'80% dei reati infatti vengono denunciati ai militari dell'Arma. Per quanto riguarda la provincia di Padova, calano rapine e furti a fronte di un aumento degli arresti del 20% per borseggi e taccheggi nei negozi. L'impegno soprattutto sul fronte della protezione degli anziani soli e delle donne vittime di violenza tra le mura domestiche. Grazie alla presenza capillare sul territorio, i carabinieri sono diventati punti di riferimento per le donne vestate da compagni e mariti. In aumento invece truffe, specialmente quelle telematiche. Quanto riguarda i furti e le rapine abbiamo una regressione anche consistente, con un numero degli arresti. È drammatico l'aumento delle truffe informatiche, delle truffe agli anziani, quindi significa che dobbiamo riprendere in mano quello che è il controllo della prevenzione per quanto riguarda gli acquisti facili sul web, quelle che sono anche, e lì un'attenzione per i giovani, gli incontri sul web, quello che è il settore relativo alle assicurazioni, alla vendita di prodotti. Un 68enne è morto e una donna è rimasta gravemente ferita. È il bilancio di uno scontro frontale che si è verificato nel pomeriggio tra due auto a Gazzo Veronese. L'uomo è deceduto sul colpo. La donna, che era alla guida dell'altra vettura coinvolta, è stata soccorsa dai sanitari del SUEM e trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento di Verona. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il Bellunese e il bacino Alto Piave, dove oggi e domani sono previsti probabili rovesci temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. In particolare rovesci o temporali localmente anche intensi potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore, possibili anche fenomeni franosi superficiali sui versanti e colate rapide, specie nella zona di allagamento dell'Alto Piave. L'avviso resta valido fino alle 8 di giovedì 6 giugno. Cambiamo completamente argomento. Successo a Padova per il casting del nuovo lavoro del regista Luca Guadagnino, molti, soprattutto giovani, in fila per un ruolo. Dall'ex base militare di Bagnoli a Piazza della Frutta a Padova. La base, un tempo simbolo dell'accoglienza ai migranti e luogo di polemiche politiche senza fine, ospiterà il set di una serie televisiva in 8 puntate diretta dal regista Luca Guadagnino. In Piazza della Frutta invece ha preso il via il casting. Registi e assistenti sono alla ricerca di volti, attori o comparse, e così fin dal mattino decine di ragazzi e ragazze, giovani ma anche adulti, si sono presentati con le più diverse aspettative e speranze. Spero di vivere una bella emozione, un'esperienza nuova che magari si possa anche ripercuotere in qualcosa di positivo. Il fatto di provare comunque un'esperienza nuova, di mettermi un po' in gioco, provare anche a divertirmi e vedere magari come va. Sei venuta con lo spirito giusto proprio? Sì, no. Già qualche esperienza? No, niente, mai fatto nulla. Cosa ti hanno fatto fare? Nulla, mi hanno solo fatto delle foto, mi hanno chiesto di lasciare i documenti, la foto che ho portato io e adesso vedremo se mi richiameranno. Chiaro ciò che cerca lo staff. Quello che ci importa è un po' che siano puramente adolescenti nella loro freschezza, nella loro normalità. Quanto più semplice e normale è una persona sul set, tanto più riesce ad avere un bel effetto. Sulla trama si sa ancora poco, coinvolge un gruppo di adolescenti americani legati a una base militare statunitense in Italia. Tra loro l'attenzione sarà poi focalizzata su 2 ragazzi di 14 anni.
Quanto è durato? È durato 3 minuti, ma 3 minuti molto importanti. Cosa ti hanno fatto fare? Mi hanno intervistato, mi hanno chiesto a livello di inglese come va e mi hanno fatto fare un'intervista davanti a una videocamera in inglese e mi hanno fatto parlare della mia vita. Mi hanno fatto parlare un po' in italiano, un po' in inglese e poi mi hanno chiesto se avevo già avuto delle esperienze e foto, un video. Potrebbe essere una professione per la tua vita questa? Beh, in realtà non penso, più è un hobby perché mi piace molto, però come lavoro non penso. Blindata la sala in cui si svolgono i provini, segnalata la presenza dello stesso Guadagnino, incontrato da alcuni degli aspiranti attori. È stato un po' da venire i brividi, ecco. Ho visto il suo film, quello dell'anno scorso, Chiamami col tuo nome, e poi so un po', diciamo, la trama di questa serie. Sarà il costituzionalista Mario Bertolissi l'ospite di questa sera di 20 e 10. È davvero tutto per questa edizione, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo stabile e soleggiato, tuttavia non si esclude una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 giugno. Sul Veneto qualche nube in più sui rilievi dove saranno possibili anche dei piovaschi in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Sarà più soleggiato invece sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con tempo in prevalenza asciutto e stabile dappertutto, ma con i consueti disturbi, specie al pomeriggio, sui settori montuosi. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 26 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento. Durante le ore pomeridiane invece avremo qualche pioggia a carattere sparso, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.